Ciao, io sono Federica e sono la chef del ristorante che si trova all'interno della Palazzina Barberia, che è sita appunto in Vicolo Barberia, in pieno centro storico a Treviso. Oggi il ristorante vi propone gli gnocchi alla veneta, un piatto di origine medievale dove noteremo, se lo assaggerete, un contrasto tra il dolce e il salato. Pensate che addirittura questo piatto può essere pensato freddo, perché abbinato a del cacao e a dell'uvetta ricorda un dolce. Servono ingredienti semplicissimi, nulla di particolare. Ovviamente patate che andremo a bollire partendo, mi raccomando, dall'acqua fredda, ok? Per 40 minuti con la buccia. Perché vi direte voi con la buccia? Perché la buccia aiuta a non far assorbire eccessiva acqua alla patata, ok? Alzo, le tengo belle alzate di temperatura finché l'acqua non prende il bollore. Quando ho preso il bollore le abbasso, metto un coperchio e le lascio bollire 40 minuti. La patata, come faccio a capire quando è cotta? Come faccio a capire quando è pronta per fare lo gnocco? Molto semplice. Prendete o una pinza o una forchetta e a schinsè, ok? Andate a sentire se la pinza o la forchetta penetra nella patata, vuol dire che è cotta. Una volta cotte le patate, dopo averle sbucciate, le prendo e le metto nello schiacciapatate. Mi raccomando, le patate devono essere tiepide, non proprio fredde, né troppo calde né troppo fredde. E con tanta forza, che ne go poca. Schinsemo. Sapete cosa vuol dire schinsemo in veneto? Vuol dire schiacciare. Ok, togliamo tutto. Devono venire così, belle schiacciate. Adesso passo un piccolo busetto in mezzo. Prendo l'uovo, o batto un ninin, fanno fare disastri su Atoe, e lo metto dentro. Occhio di non avere patate massa calde o ridigo, perché sennò così nell'uovo. Comincio ad amalgamare l'uovo. Quando ho amalgamato l'uovo, comincio ad aggiungere la farina. Da noi si dice che ne sonto quanta che acciama. Vuol dire che devo vedere quanta farina mi serve fino a raggiungere un impasto morbido, ma non troppo secco e non troppo asciutto. Di solito su 1 chilo di patate ci vogliono 300 grammi di farina. Arrivati a questo punto, se sono bravetta che provo, metto tutto nel piano e comincio a impastare con delicatezza, senza schinsar massa. Se sento che petta, aggiungo un po' di farina, non troppa. Arrivati a questo punto, faccio un buchetto e aggiungo il sale, un pissighetto, una massa. Se noi vedete che fate i gnocchi, massa sarai. Attenzione che non devo lavorare troppo l'impasto, perché più lo lavoro e più diventa duro. Vedete? Non mi resta appiccicato alle mani e riesco comunque a lavorarlo. Vedete sul tavolo, anche se sposto la farina, non mi si appiccica. Quindi farò un salamino, prelevo un pezzo, metto un fiato di farina, spolvero sul piano e commissio. Facciamo un salamino. Perché non si rompano al centro gli gnocchi, premetili sempre dai lati. Allora, gli gnocchi ci sono due tipologie di persone. C'è chi piacciono gli gnocchi un po' più grandi e chi un po' più piccolini. Mi piace una via de mezzo. Più o meno questa è la dimensione che devono avere. Non massa grandi e non massa cei, non massa grosso e non massa fino, ok? Me lo avvicino e comincio a tagliarli con forza e decisione, in maniera decisa. Avete visto? Questi sono i nostri gnocchi.
Un'accortezza: vado a metterli nel piatto spolverato di farina, perché sennò si attacca e non riuscite più a buttarli in acqua. Metto gli gnocchi distanziati l'uno dall'altro. Adesso non avete più scuse, niente gnocchi pronti. Così come sono non posso metterli subito in acqua perché si sono scaldati, quindi cosa faccio? Li vado a mettere in frigo e li faccio raffreddare e riposare un pochino. Bene, adesso dobbiamo preparare il condimento per lo gnocco. Questo gnocco ha un condimento molto particolare, come vi dicevo prima, che richiama un po' il dolce e il salato insieme. Infatti avremo come base del piatto una besciamella al parmigiano e un sugo a base di burro e cannella. Interessante. Bene, procediamo. Allora, partiamo per fare la besciamella da un roux. Questo roux è un mix, è un composto, in parole molto semplici, di burro, farina e latte. Metto circa 20 grammi di burro in un pentolino e lo faccio sciogliere. Deve sfrigolare. Sapete cosa vuol dire sfrigolare? Deve fare deve quasi schizzarvi, occhio non brusarvi le mani. Quindi lo faccio sciogliere, deve essere sciolto. Intanto mi prendo un frustino. Adesso cosa devo sfrigolare per bene, anche qua, occhio non brusarlo. Abbasso un po' il fuoco, adesso sì posso girare perché è sciolto tutto. Aggiungo la stessa quantità del burro di farina, quindi 20 grammi. Mi va a occhio perché ormai più o meno ho imparato. E faccio il roux. Una volta le nonne diceva il segreto del besciamella è tostare la farina, è quello il più buono. E avevano ragione, e loro andavano a occhio. Noi adesso misuriamo in cucina, in ristorante, io peso, misuro tutto. Però è nonne che aveva ragione. Deve sapere da biscotti. Se voi mettete il naso vicino al roux, a questo composto di burro e farina, ad un certo punto profumerà di biscotti. Io avrò un roux biondo. Più lo tosto e più mi avvicino a un'altra tipologia di roux, che è il roux moro, e prenderà appunto un profumo di biscotti ancora più tostato. Il segreto è tutto qua. Se vedete che avete aggiunto poca farina, che è troppo liquido, che ne sonte un inin, ma no massa, se no vi è massa densa. Ecco qua. Mamma mia che profumo. Vedete, ha cambiato colore. È diventato moro. Aspetta che sonto il latte, prima che brucio tutto. Butto il latte e con la frustina sbasso un piantino, rompo il roux. Anche qua il latte è poco, che ne sonto impressa. Ok, vedete? È diventata una cremina. La farina per cuocere ha bisogno di 8 minuti. Per non sentire quindi il gusto della farina in bocca, cuocetelo 8 minuti, segnatevi questo tempo. Vedete come è diventata cremosa? Questa è la base del nostro gnocco. Bella, cremosa e profumata. Aggiungo un inin de sal, pepe anche. C'è chi ci aggiunge la noce moscata. Io non l'aggiungo adesso perché ho il sapore del profumo della cannella e non voglio mescolare troppo. E allora aggiungo comunque il parmigiano, un cucchiaio e mezzo. Se dovessi fare una quantità più grande ne aggiungerei 2 o 3. E se vedo che ancora è troppo densa non faccio altro che aggiungere un minin di latte. Adesso faccio il sugo a base di cannella, ancora burro, circa 20-30 grammi, per un piatto è questa dose. Lo faccio sciogliere anche qui, prendo la cannella normalissima, quella che abbiamo in casa.
Nel frattempo l'acqua ha preso il bollore e siamo pronti. E aggiungo la cannella. Qua va un po' a gusto. Io solitamente ne aggiungo così, una massa, e giro. Ecco qua. Tengo proprio il minimo finché ho ottenuto questa bellissima schiuma alla cannella. Bene, sono pronta per tuffare gli gnocchi. Vado a prendere gli gnocchi. Anche qui attenzione, gli gnocchi non è come la pasta, hanno una loro tipologia di cottura. Tuffo lo gnocco, quando l'acqua proprio bolle bene, pian pianino, non stai a aver pressa, un pochi a volta. E sono cotti quando vengono in superficie. Mi aiuto con un cucchiaio per non farli attaccare sotto, delicatamente, pian pianino, come se fosse un puteo. Con un ragno, una schiumaroia o un mestolo sbusà, insomma, per capirsi, tiriamo su lo gnocco. Guarda come vengono in superficie, che salgono. Desiderio dirmi, siamo cotti, tirami su. Alzo un pochino il sugo alla cannella, tengo tiepido quello che è la base del piatto dove ho fatto la besciamella al parmigiano. Eccoli qua, sono pronti, li tiro su, guardate, non si sono rotti. Lo stai proprio bravetti un po'. Viene fame. Pian pianino li emulsiono. Vado ad aggiungere un pochino di acqua. Avendo l'acqua, l'amido della patata mi aiuterà ad averli ancora più emulsionati. Sono buoni, come vi dicevo prima, anche freddi. Tengo al minimo, riprendo la mia besciamella. Vedete come torna subito bella vellutata. E andiamo a impiattare. Allora, prendo qualche cucchiaiata, non mettetene troppa di besciamella nel piatto, perché altrimenti rischiate di creare un piatto un po' troppo pesante. Una via de mezzo. Ok, perfetto, direi che questa è la quantità corretta. Benissimo. E li mettiamo nel piatto. Gonfiate cestini, magari se riuscimo. Ricordatevi che per quanto possa sembrare assurdo, mangiano prima gli occhi della bocca. Quindi dobbiamo provare almeno a fare un piatto che sia bello. Dopodiché questo piatto va finito con delle noci. Le rompiamo un pochino con le mani, così, e le mettiamo sopra. No massa e neanche massa poche, una via de mezzo. Non aggiungete olio d'oliva perché altrimenti toglierebbe il sapore della cannella. 2-3 germoglietti. E il piatto è pronto.